rush finale. Sul circuito del Partito Democratico ultimo giro di firme per raggiungere quota 4.000, il minimo per qualificarsi al Gran Premio delle primarie. Alessandra Moretti, Simonetta Rubinato, Antonino Pipitone, 3 storie, 3 destini diversi, ma alla fine ne resterà solo uno e sarà l'alfiere del centrosinistra che sfiderà il campione, il governatore uscente Luca Zaia, per il titolo di presidente della Regione Veneto. Antonino Pipitone dall'Italia dei Valori rischia di arrivare alla scadenza del 17 di novembre col fiato corto, arranca e dice che la sfida è affannosa ma entusiasmante, è arrivato ad accumulare 2000 firme, ma nei prossimi giorni tra banchetti e piazza, contatti telefonici e l'attività di simpatizzanti ed iscritti è sicuro di arrivare a centrare l'obiettivo. Simonetta Rubinato, la tigre di Roncade, è ormai agli sgoccioli, ancora una manciata di firme e toccherà la quota prefissata. Purtroppo è stata costretta a disperdere energie in questa raccolta a tempo di record, sottraendole all'elaborazione del progetto che presenterà al più presto. Infine Alessandra Moretti, la candidata nobile del partito, qualcuno dice la predestinata, che ha già iniziato il suo tour promozionale, incontri con amministratori e imprenditori, l'ultimo alla Grafica Veneta di Fabio Franceschi, l'unica azienda al mondo capace di stampare libri in 24 ore. Che abbiamo tutti tanto da lavorare e da sistemare questo paese che insomma sappiamo tutti non è una meraviglia. Purtroppo abbiamo perso un po' di fiducia in questo periodo, li vedo tutti demotivati, spero che riusciamo a rimotivare tutti. Ha detto le parole giuste, cioè creare sinergia. Io credo che le istituzioni, soprattutto quelle locali, devono dare l'impressione, ma anche concretamente devono essere di supporto alle imprese e agli imprenditori che vogliono fare, che vogliono migliorare, che vogliono tornare ad essere leader alla guida dello sviluppo non solo dell'Italia, ma anche appunto dell'Europa. Penso ad esempio alla sburocratizzazione, alla semplificazione amministrativa, a togliere tutti quegli orpelli burocratici su cui gli imprenditori devono perdere centinaia di ore l'anno e che invece vengono sottratte alla loro creatività, alla loro energia. Dobbiamo creare lavoro, dobbiamo spendere tutte le risorse che abbiamo per creare lavoro e per aiutare loro a resistere di più e meglio. È un bel messaggio? Mi è piaciuto? Guardi, per uno che adora assumere e stare con i suoi collaboratori, per me queste sono parole meravigliose. Bisogna governare il Veneto, bisogna creare le condizioni perché si stia meglio, perché le famiglie e le imprese stiano meglio, bisogna che chi governa si assuma la responsabilità delle scelte. Cosa vuoi di più?